Benvenuti, qua ci troviamo nella sala della biblioteca del comune di Gaiarine, siamo vicino a Conegliano, siamo nella zona del Prosecco. Oggi si sono sfidati dei gruppi di partecipanti che hanno portato delle idee finalizzate a proporre un progetto per migliorare la qualità della vita nel territorio. I partecipanti hanno presentato le loro proposte attraverso un plastico, seguendo l'approccio del Business Model Canvas, e hanno portato il valore della loro iniziativa, della loro idea, a una giuria che ne ha valutato la qualità. Il ruolo di T2I in questo progetto è quello di supportare e di realizzare alcune iniziative, che sono iniziative laboratoriali, di formazioni, come proprio l'hackathon che abbiamo svolto oggi. Abbiamo progettato un percorso in mezzo alla natura, un sentiero, in cui sono dispersi vari indizi e la gente deve andare avanti nel percorso in modo da arrivare ai luoghi di aggregazione. L'obiettivo è fare in modo che la gente si stacchi dai dispositivi elettronici e quindi favorisca l'umanizzazione della gente. Questa esperienza è stata favolosa, coinvolgere nuovamente i cittadini a recuperare i propri territori e soprattutto l'aggregazione sociale. E quindi credo che la parte più interessante di questa esperienza è che ci hanno messo nuovamente ad osservare che cosa manca oppure come può essere migliorata. L'hackathon è una sana competizione dove i partecipanti hanno preso spunto dai bisogni espressi dal territorio. Tante volte le idee ci sono, ma sono nebulose, sono incomplete. Questa metodologia permette di portare con una maggiore definizione, una maggiore concretezza e anche completezza il tipo di modello che può essere realizzato. Questa giornata è il sunto di Innovation Lab del progetto Digitiamo, della sinergia che avviene quando dei comuni lavorano insieme e lavorano bene per creare delle prospettive per il futuro. Queste sono delle prospettive tecnologiche, delle prospettive digitali e non si fermerà a questa giornata, ma andremo avanti con le palestre digitali per portare nei nostri comuni sempre delle idee innovative che, parlo anche da assessore alle politiche giovanili, devono essere finalizzate soprattutto per i giovani, per il mondo dell'imprenditoria e per tutto quello che porta allo sviluppo del nostro territorio.